Imprese e artigiani dell'edilizia, degli impianti di legno e arredo, meccanica, assieme a tappezzieri, marmisti, fabbri, aziende del verde, ma anche architetti e progettisti. Confartigianato ha riunito tutti i protagonisti della filiera delle costruzioni per un importante convegno ospitato nella sede della Camera di Commercio dal titolo emblematico "Abitare a regola d'arte". Abitare a regola d'arte non è uno slogan, ma è un modo di vedere il sistema a casa. Parliamo di sistema proprio perché noi vogliamo iniziare a fare sistema, filiera fra le imprese del settore casa e tutti quegli attori che aiutano le imprese a lavorare meglio, in sicurezza e a creare valore aggiunto che poi il consumatore ne beneficerà. Confartigianato è la principale associazione che rappresenta le imprese di Verona e province della categoria e ha avviato un progetto molto articolato, frutto di un accordo con i sindacati confederali dei settori edilizi e costruzioni, dando vita a un programma di attività per il 2019 che sarà portato avanti come Confartigianato Abitare Verona, il marchio creato per coordinare tutte le iniziative dedicate al sistema casa nella provincia scaligera. E l'evento in Camera di Commercio è stato organizzato con il contributo dell'ente bilaterale Artigianato Veneto e di Edilcassa Veneto. Edilcassa Veneto è un ente bilaterale, è la più grande cassa edile artigiana d'Italia, dà applicazione a quello che stabiliscono le parti sociali, quindi agli accordi, e quindi diventiamo un ente strutturale che fornisce prestazioni e assistenza alle imprese e ai lavoratori. Noi abbiamo dei fondi dedicati anche allo sviluppo dei progetti, in particolare un fondo 020 che ha lo scopo di finanziare l'attività di formazione professionale edile. Questo ne è un esempio. Il convegno aperto alla cittadinanza si è sviluppato per l'intera giornata con la proiezione di video, testimonianze di progettisti e imprenditori. Nel pomeriggio poi workshop settoriali con l'apertura di 4 tavoli tematici differenti che hanno coinvolto edili, pittori, installatori di impianti e addetti alla categoria di legno e arredo. Diciamo che le norme molto spesso vanno a compensare una mancanza di buonsenso, no? Quindi quello che vogliamo fare con questo incontro e anche promuovere per il prossimo anno è un'attività che promuova un lavoro di squadra insieme tra tutte le diverse categorie dell'artigianato e dei progettisti, e la mia grande sfida sarebbe di coinvolgere anche gli abitanti. Contenuti tecnico-pratici affiancati a strumenti per lavorare in team, un approccio multidisciplinare per stimolare e valorizzare la conversazione tra diversi attori del sistema casa.